Un'inchiesta è stata aperta sull'ultimo sbarco a Lampedusa, possibile la presenza di organizzazioni criminali. La Procura di Agrigento ha avviato le indagini per identificare gli scafisti del peschereccio partito di Zuvara in Libia, con a bordo 686 persone. L'ipotesi è che dietro il viaggio verso le coste siciliane ci sia un'associazione dedita alla tratta degli esseri umani. La Procura di Agrigento così ha avviato un'inchiesta per identificare gli scafisti del peschereccio di 15 metri partito da Zuvara in Libia con a bordo 686 persone, avvenuto lo scorso 27 settembre a Lampedusa. L'ipotesi è che dietro il viaggio verso le coste italiane ci sia un'organizzazione criminale transnazionale, motivo per cui l'ipotesi di reato è quella di associazione a delinquere finalizzata al traffico di esseri umani. Sui fatti stanno indagando la squadra mobile e la Guardia di Finanza a coordinare l'attività investigativa, così come per il maxi sbarco dello scorso 28 agosto con 539 migranti, e il procuratore capo della Repubblica di Agrigento, Luigi Patronaggio. Per lo sbarco dei 539 migranti lo scorso 10 settembre vennero fermati, ricordiamo, 5 egiziani ritenuti soggetti terminali di un'organizzazione criminale operante in Libia e specializzata nell'organizzazione della tratta di esseri umani. In quell'occasione, secondo la Procura di Agrigento, i 5 scafisti sono stati responsabili di violenze fisiche nei confronti dei migranti nel tentativo di mantenere l'ordine a bordo dell'imbarcazione.